Benito, è un onore essere con te. Siamo Regione Liguria, sezione di Genova, gruppo di Lavagna e il nostro Benito Migliorini è uno dei grandi alpini che ci ha dimostrato sul campo cosa significa essere solidali, aiutare e dare una mano nello spirito alpino. Lui appartiene al filone, essendo onorata classe 40, sottufficiale, scuola militare alpina, di scuola, i corsi si chiamavano allievo sottufficiale complemento, che poi hanno cambiato in ACS, allievo comandante squadra. Dopo Aosta ha un curriculum importante militare, è andato a Mondovì da caporal maggiore a allievo, dopodiché a Bressanone al sesto, alla patria della Tridentina e alla caserma Schenone. Bene, quindi tu eri alla caserma Schenone, le tue mansioni lì a Ero motociclista. Motociclista, bravo, complimenti ancora. E poi ti sei 18 mesi all'epoca, ti sei congedato e adesso facciamo una chiacchierata sul Friuli, che è il prossimo 6 maggio, 50 anni volano, Benito. Di quella sera, della prima scossa alle 21 e qualcosa, hai qualche ricordo? Sì, mi ricordo che ero proprio qua in sala, qua, la televisione, una grande scossa e siamo corsi giù nella scala, perché tremava tutto, finestre, tutto. E poi dopo abbiamo sentito la chiamata dalla sezione di Genova che c'erano bisogno di volontari. Io e Galiano eravamo nella Croce Rossa il tuo collega del gruppo che io ero abbiamo... direttore della Croce Rossa di Lavagna e lui faceva il vice a me. Eravamo tutti e due. Complimenti. E siete partiti? E abbiamo deciso di partire noi. E siamo partiti dopo... In estate, luglio-agosto. Ma dicevi, allora hai sentito la scossa, eri in casa, lavoravi già nel 76, sì. Dove? Nelle poste. Nelle poste. Ho lavorato 40 anni. Caspita, che esperienza anche lì. Avevi già una famiglia, eri sposato? Avevo moglie e un bambino di 3 anni. Complimenti. E la famiglia, i tuoi cari, quando hai detto che avevi deciso di andare a dare una mano, hanno avuto una reazione positiva, sono stati d'accordo. E sei andato, come tutti i genovesi, al cantiere 8 e anche Spezia e Savona si appoggiavano altre sezioni. Al cantiere che era guidato dall'ingegnere Renzo Les, che poi diventerà anche presidente della sezione di Genova. E tu lì ti hanno dato delle mansioni particolari? Io sono andato come falegname. Perché prima di entrare nelle poste facevo il falegname. E quindi il tuo impegno, qualche settimana sei stato? Quanto? 2-3 settimane? Non solo, 15-20 giorni. 15-20 giorni. Bravo, quindi è un lavoro specialistico perché lo conoscevi prima di entrare. E poi io ho finito di fare il lavoro falegname, sono andato con quella fotografia là, con quei tre abbiamo fatto un gruppo, facevamo i tetti, mettevamo come ricostruzione, perché ormai i corpi erano stati dissepolti e ormai era passato qualche mese. E tu però soprattutto hai svolto il lavoro di falegname, ma non solo. Non solo, ho fatto di tutto. Ho aiutato anche in cucina. Poi da Usopo ti mandavano anche in posti Trasaghi. Trasaghi. A Trasaghi, sono stato a Buia, diverse rivoli di Usopo e dove ho lavorato di più. Abbiamo fatto dentro una casa che c'era andato via completamente e poi a Buia mi sembra che abbiamo tirato via il macerie davanti a un portone, poco.
E pertanto era sempre con il compaesano di Lavagna, Sì, questo Giuseppe sì, sì, Galliano. Bene. C'erano altri compaesani no, del... no, No, no. quindi questo C'era Giuseppe... Dappino di Genova, Ah, Dappino, che anzi me lo ricordo bene, poverino, che io quando sono arrivato su ero stanco, mi sono messo nella branda che mi hanno indicato e era caldo, mi sono sfogliato e ne è rimasto in mutande su. E lui è venuto dormivo con la coperta, mi ha coperto. Mi ricordo se poi alla che mattina bello, vedo questo... Mappino. Che bel cameratismo, dai, bravo, bravo. Ovviamente ti sei trovato in una zona... Allora ero ispettore degli alpini, eh? Ah, era ispettore. Ero ispettore degli alpini. Complimenti, complimenti. Vabbè, ho fatto Viniero, che qui c'è i quadri a testa, no? Sì. Lui ci prende poi i quadri, Sì, e comunque volevo dire, prendi poi i quadretti. arrivando in questa zona tanto devastata da questo terribile sisma, che ricordi hai in quei giorni quando sei arrivato, Una cosa hai tristezza, visto? triste, vedere Tristezza. tante persone che non avevano più né tetto, non sapevano dove andare, dormivano come dormivano, venivano a prendere il rancio da noi per mangiare tanti e poi tante ragazze disperate perché logicamente avevano Perso dei pareti, Ecco beni. qua. Questo sì, attesta riconoscimento. Adesso lo riprendiamo un attimo, così facciamo vedere, migliorino Benito, attestato, controllo i minuti, sempre. Caro Benito, sei stato capace di un grande gesto, No. sei un testimone veramente di un'azione Guarda che io ho 17 anni di Croce Rossa, e quindi sono stato all'estero, sei in sensibile. Germania, in Jugoslavia, a portare dei malati. Cioè, non è che io ho sempre fatto del bene, ho cercato sempre di fare del bene. Mentre eri lì hai conosciuto dei friulani, questi terremotati, Sì. sono subentrate amicizie, hai mantenuto... No, amicizie poco perché si andava e loro Sì, il non mi- lavoro perché lavoravate anche la domenica, Sì, cioè sì. tutti i giorni, Sì. senza posa, Sì. festivi Sì, alla compresi. sera facevamo la doccia, poi a letto e via. E questa esperienza ha influenzato molto la tua vita, è una cosa che Certo. segna, e anche forse anche nel modo di affrontarla. Tu già Mi ha insegnato a vivere. È stata una cosa tangibile, non esiste. Io quando sono venuto a casa il mio cuore era diverso. Ho visto soffrire, ho visto drammi, ho visto delle cose tremende. Nella salita per andare alla galleria di Gemona, mi ricordo sempre che c'era tutto il sangue che veniva giù ancora. Vabbè. Sì, e lo lavavano, c'erano i pompieri che lavavano. Ma era rimasto ancora? A Gemona, le cimiteri. Sì, sono morti molti alpini anche. a Sì, Gemona. ma a Gemona c'era il cinema, Certo. davano la fine del mondo, quindi come cinema c'era pieno così, sono morti tutti. Sì. Gemona è stato proprio... Eh. Quindi è un'esperienza che ti ha Castello di segnato Gemona. la vita, ti fa onore Certo. e fa onore anche al corpo degli alpini che Onore, tu, penso di sì. che tu onori. E sarebbe bene che i giovani guardassero bene gli alpini con occhio buono e gentile e che facessero militare come abbiamo fatto noi, perché in Italia si salva soltanto col servizio militare, non con le manovre. Servizio militare obbligatorio. Ma adesso si sta muovendo qualcosa anche perché quando ti chiederò, secondo te, oggi di un evento simile, un terremoto o una catastrofe naturale, secondo te potrebbe esserci una mobilitazione volontaria
come quella che hanno messo in campo gli alpini 50 anni fa? Gli alpini come spirito? Penso di no, francamente, perché noi alpini stiamo calando giorno per giorno. Purtroppo con la sospensione speriamo di riprendere. E se dovesse venire una tremenda cosa come Friuli, i giovani non so se sarebbero disposti ad andare a Picco e Pala oppure a impastare del cemento oppure a levare le macerie. Hanno una mentalità diversa da noi, perché non sono cresciuti senza l'obbligo militare. Inutile che il governo fa fino a troppo, non ne mette una discussione, sì. Però dovrebbe fare il servizio militare obbligatorio. L'ANA si sta occupando, speriamo, perché questo servizio ci darebbe modo di far affluire della linfa giovane all'associazione che adesso purtroppo mediamente l'età è elevata e per cui oggi come oggi speriamo di poter rimpolpare per il futuro. E sarebbe di nuovo una cosa per me bella, per il mio cuore e per tutti noi alpini. Certo, certo. Che poi, diciamocelo, è la verità, tutti hanno la protezione civile oggi, ma come la conosciamo? È nata con gli alpini, con lo slancio, l'organizzazione e lo sforzo immane, grazie a voi che vi siete sacrificati, dare una mano. E dare è più gratificante che ricevere, si potrebbe vivere tutti e meglio aiutandosi. Speriamo che per il futuro ci possa ancora, perché oggi i carabinieri, tutti hanno la protezione civile, ma è cominciata con noi. Questo è un vanto e un grande onore, ma sì. È fatta di tanti sacrifici come quello che hai fatto tu, lasciando la tua famiglia, il tuo bambino piccolo di 3 anni, e andare a dare una mano, perché gli alpini forse sentono di più questo spirito di solidarietà, perché in montagna, al di là della bellezza del panorama, in inverno slavine, valanghe, smottamenti e freddo, la vita è dura e allora bisogna aiutarsi. E il nostro DNA viene dalla montagna, in cui ce l'abbiamo proprio dentro il cuore, di aiutarsi. Allora, io veramente a nome dell'ANA e di tutti gli alpini mi congratulo, ti faccio i complimenti, sei un testimone vivente che se uno vuole aiutare e lo fa, può veramente cambiare le cose con il cuore. Grazie per quello che hai fatto e io ti voglio onorare, salutare militarmente, Sergente Benito Migliorini, grazie per quello che hai fatto, sei un vero esempio per noi. Grazie.